A tutti voi buona giornata, ben trovati a questo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. 10 mesi di indagini a livello nazionale dei carabinieri forestali hanno portato a 6 denunce per furto aggravato ai danni dello Stato, ricettazione, alterazione di sigilli di Stato, uccellagione e detenzione illegale di fauna selvatica. Indagini anche in Friuli Venezia Giulia. 6 persone, tra bracconieri, allevatori e commercianti, sono state denunciate dai carabinieri forestali al termine di una maxi indagine per traffico illegale di volatili selvatici. Le indagini, concentrate tra Marche, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, hanno portato alla scoperta di un vasto traffico di uccelli da richiamo di provenienza illegale. I volatili venivano catturati in natura durante il periodo delle migrazioni per poi essere regolarizzati con la posizione di anelli contraffatti, spesso peraltro ferendo anche gli uccellini per fissare gli anelli. I bracconieri in una sola nottata potevano catturare decine di volatili, vendendoli poi a cifre molto elevate. Un merlo poteva valere 180 euro, un tordo 200 e altri esemplari ancora di più. Nelle intercettazioni durante i 10 mesi di indagine, i carabinieri hanno anche sentito i bracconieri vantarsi di aver catturato 600 prede in una sola serata per un valore di diverse migliaia di euro. Le perquisizioni in provincia di Udine hanno riguardato 2 allevatori per accertare l'origine degli animali e la veridicità degli anelli. In tutta Italia sono state sequestrate 4 pinze utilizzate per alterare gli anelli metallici, oltre ovviamente a numerosi anelli contraffatti, 6 telefoni cellulari, 11 richiami elettronici e diverse reti da uccellagione. Trovano un mazzo di chiavi a terra, entrano nella casa di 2 anziani e rubano 500 euro in contanti. È successo a San Giovanni al Natisone, dove un'anziana coppia di coniugi ha perso le chiavi di casa, ritrovandole qualche giorno dopo a terra davanti alla propria abitazione, ormai però saccheggiata dai ladri. I proprietari hanno denunciato il fatto ai carabinieri. 3 passer di nazionalità curda e afghana sono stati arrestati a Trieste per aver favorito l'ingresso irregolare in Italia di decine di migranti. I primi 2 ventenni curdi sono stati fermati dalla polizia dopo aver fatto uscire da un'auto 19 persone, tra cui 9 bambini, stipate all'interno del veicolo. Il terzo è stato invece individuato in località Caserana mentre si nascondeva in un gruppo di una quindicina di migranti afghani che lui stesso aveva introdotto sul territorio nazionale. I loro assistiti in entrambi i casi non hanno chiesto la protezione internazionale, sono quindi stati espulsi dall'Italia. Un 18enne triestino è finito in manette per aver rubato in un esercizio pubblico di via Santa Croce. La titolare del negozio aveva già denunciato 2 precedenti furti per i quali l'ammanco della cassa era di circa 200 euro. Per prevenire il terzo episodio, i militari hanno messo sotto sorveglianza il negozio, cogliendo così il giovane in flagrante. Alle indagini ora il compito di accertare se sia stato sempre il 18enne a rubare l'incasso anche nelle 2 precedenti occasioni. Incidente stradale con 5 auto coinvolte sulla strada del Vallone a Savogna di Sonzo. Vista la dinamica dell'incidente, i sanitari sono intervenuti in forze sul posto anche con l'elisoccorso. Alla fine i feriti sono stati 3, di cui una giovane, la più grave, trasportata in ambulanza all'ospedale. Gli altri 2 sono stati accompagnati in pronto soccorso per accertamenti. Importanti disagi lungo la strada, rimasta chiusa per mezz'ora per consentire la messa in sicurezza dei mezzi incidentati. Più ombre che luci per l'economia del Friuli Venezia Giulia. Crisi energetica e guerra hanno messo in ginocchio alcuni settori più di altri. L'allarme è stato lanciato dal presidente regionale della CISL, Alberto Monticco. Alberto Monticco, finale d'anno, il mondo del lavoro è sempre in fermento e in fibrillazione, soprattutto in questo 2022. Più luci o più ombre dal punto di vista economico e dal punto di vista occupazionale? Tante preoccupazioni. Luci, c'è qualche spiraglio sulla ripresa del mercato del lavoro. Ci sono sicuramente alcune grandi aziende che stanno tirando un po' il PIL a livello regionale e che danno prospettiva al settore dell'artigianato nelle filiere dell'appalto. Sicuramente c'è la preoccupazione per quanto riguarda i problemi energetici, il discorso dell'inflazione a 2 cifre, il discorso della guerra in Ucraina, che stanno gettando un'ombra non soltanto in Italia ma su tutti i paesi europei. Quali sono i settori maggiormente in crisi?
Sicuramente quello delle costruzioni della metalmeccanica per il discorso degli approvvigionamenti di materie prime, però anche la parte collegata pubblica della sanità ha delle criticità che non possiamo più nasconderci, che non riguardano soltanto a livello regionale, ma soprattutto, se parliamo di pubblico e quindi anche della parte scuola, di graduatorie e assunzioni di personale a livello centrale. Sciopero dei trasporti, quella di domani sarà una giornata difficile per chi dovrà muoversi in autobus a Trieste e Pordenone, sono previsti disagi anche a Udine. Gli autobus si fermeranno dalle 9 alle 13 a Pordenone e Trieste, mentre a Udine è previsto lo sciopero generale degli iscritti all'UGL e alle USB per tutta la durata della giornata. Domani sarà una giornata complessa per chi dovrà muoversi con il trasporto pubblico locale. I sindacati di FIL-CGL, FIT-CISL, Will Trasporti, FAISA-CISAL, UGL e USB hanno infatti indetto l'astensione al lavoro in Trieste Trasporti e ATAP Pordenone per tutti gli iscritti. Gli autisti, gli assistenti alla clientela e il personale del reparto operativo si fermeranno dalle 9 alle 13. Il personale amministrativo e manutentivo invece nelle ultime 4 ore di servizio. È più sul piano nazionale invece lo sciopero indetto da UGL e USB, che prevede lo stop di tutti gli iscritti per 24 ore in regione. Anche in arriva la situazione è delicata, infatti verrà programmato un nuovo sciopero nelle prossime settimane. Non è escluso slitti dopo le feste, in quanto dal 15 dicembre al 6 gennaio il servizio pubblico non può fermarsi per legge. Il tema è monitorato dalla regione, che ha affidato a TPL FVG, di cui fanno parte le 4 società provinciali, la gestione del trasporto su gomma dopo un bando, e verranno convocati i vertici in un tavolo congiunto aziende e sindacati. I sindacati chiedono assunzioni e un aumento salariale visti gli stipendi troppo bassi rispetto al carico di lavoro. Viene chiesta anche una maggiore sicurezza, in quanto non mancano le aggressioni al personale viaggiante. Si chiama Comunità del Collio, il nuovo ente pubblico e intermedio nel quale 10 municipalità del territorio potranno mettere in rete tra loro alcuni servizi. Sottoscrizione il prossimo 8 dicembre alla presenza tra gli altri del governatore Massimiliano Fedriga e poi via ufficiale dell'ente dal 1 gennaio. Nasce nel Collio un nuovo ente pubblico intermedio in grado di mettere in rete 3 servizi: sportello unico delle attività produttive, transizione digitale e tributi. Si chiamerà Comunità e coinvolgerà 10 municipalità del territorio. Cormons sarà la capofila, con le adesioni anche di Dolegna del Collio, Capriva del Friuli, San Floriano del Collio, Medea, Moraro, San Lorenzo Isontino, Mossa, Farra di Sonzo e Mariano del Friuli. Martedì 6 dicembre alle 18 il Consiglio Comunale di Cormons vedrà l'ultimo passaggio formale del progetto, con l'atteso via libera dell'Assemblea previsto per legge a maggioranza relativa. Giovedì 8 dicembre alle 10:30, poi in sala civica, sempre a Cormons, ci sarà la sottoscrizione formale del nuovo ente alla presenza dei 10 sindaci, del presidente della regione Massimiliano Fedriga e dell'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti. Via ufficiale previsto poi dal prossimo 1 gennaio. La Comunità del Collio, spiega il sindaco di Cormons Roberto Felcaro, prevederà, nel rispetto delle normative regionali vigenti, la condivisione iniziale di almeno 3 uffici: lo sportello unico delle attività produttive, la transizione digitale e i tributi. L'obiettivo è ottimizzare sotto un unico ombrello i servizi per il cittadino. Gli organi previsti a livello statutario sono una figura tecnica, il direttore generale, e altre di riferimento politico. Il presidente sarà nominato all'interno dell'assemblea dei 10 sindaci e sarà supportato da un comitato esecutivo formato da altri 4 primi cittadini. Ritorna Cortomontagna, sabato a Tolmezzo, le premiazioni del festival, che vede in cabina di regia il direttore della fotografia Dante Spinotti. Le terre alte raccontate per immagini. Torna Cortomontagna, il concorso per cortometraggi nato come sezione del Premio Regimontagna è giunto alla sua 8ª edizione. Un festival che permette di avere una panoramica di quello che succede nel mondo in maniera immediata e semplice. Il pensiero del direttore della fotografia Dante Spinotti, presidente della giuria. Un festival, aggiunge, che offre la possibilità di vedere documentari di interesse profondissimo da tutto il mondo, fornendo un'occasione di ricerca personale di ognuno e aprendo a discussioni. Anche quest'anno Cortomontagna propone infatti uno sguardo ampio ed eterogeneo sul cinema girato in quota. Oltre 550 i film di provenienza internazionale
nazionale iscritti, 124 quelli selezionati, di questi 27 nella rosa finale. I vincitori saranno svelati nella premiazione di sabato alle 16:30 al nuovo Cinema David di Tolmezzo. Un appuntamento, quello organizzato da ASCA, Associazione delle sezioni CAI di Carnia, Canal del Ferro e Valcanale, aperto a tutti gli appassionati di cinema e di montagna. Ci fermiamo, termina qui questa edizione del nostro telegiornale, rimanete sintonizzati su Telefriuli perché tra pochissimo c'è l'appuntamento sempre in diretta. Con a voi la linea, a tra poco.